Oggi 2 novembre ricorre il giorno della commemorazione dei defunti. La messa del cardinale Montenegro al Sacrario dei Caduti a Bonamorone. Irene Milisenda. Tutto ciò che mi è stato dato dal Padre non andrà perduto. Nel giorno della commemorazione dei defunti, nonostante la pioggia, in molti hanno affollato il cimitero di Bonamorone, tra un mazzo di fiori e un cero acceso per ricordare i propri cari. Uno dei momenti di maggiore intensità religiosa è stata la celebrazione davanti al Sacrario dei Caduti, presieduta dal cardinale Francesco Montenegro. Presenti il sindaco Lillo Firetto, le massime autorità civili e militari e rappresentanti dei vari corpi in alto uniforme. Tutto ciò che è stato dato dal Padre non andrà perduto. Con queste parole di speranza e di misericordia il cardinale Montenegro ha iniziato la sua omelia, soffermandosi sul significato della morte, di quanto sia precaria e fragile la vita. Basti pensare alle vittime del terremoto private di tutto ciò che avevano ed esortando a vivere appieno l'esistenza terrena, impegnandosi ciascuno nel proprio ambito a dare il massimo. Sì, credo che proprio la morte serva anche a questo, a ricordarci come è importante vivere bene, perché se vogliamo, quando c'è un traguardo uno sa come regolare la sua velocità. Se non vogliamo pensare alla morte forse andremo a zig-zag e non sapremo da che parte andare. La morte è un aiuto a vivere.